Bentrovati amici, la scorsa puntata abbiamo parlato della Nazionale Artisti Sardi, ne parliamo ancora così come avevamo promesso. Si è parlato di una Nazionale Artisti Sardi formata da numerosissimi artisti, ma nata proprio in un ristorante qualche anno fa, quasi 10 anni fa, tra Umberto Graziano, Paolo Zanin, Uccio Soro, Paolo R della Rockhouse Studio. C'erano anche altri, cioè sei a cena quando si parla un po' di tutto. Ed era stata lanciata questa cosa, però a dire il vero, questa idea... A dire il vero, questa idea, intanto iniziamo a salutare perché siamo in apertura di programma. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie di aver acceso e esservi sintonizzati su Teleregione. Stavi dicendo? Stavo dicendo che all'onore del vero, questa idea della Nazionale degli Artisti, ancora prima del 2001, credo nel 98-97 addirittura, fu tolta fuori da, noi non lo sapevamo, l'abbiamo saputo dopo, da Gigi Camedda e aiutami, il suo Ginetto Marielli. In verità loro per la prima volta hanno avuto questa idea. Poi, come tutte le cose, inutile avere le idee, bisogna farle accadere. Anche perché poi azienda comunque fanno parte della Nazionale Artisti Sardi. Assolutamente, anche se ultimamente insomma latitano, però hanno partecipato spesso anche loro. Tra l'altro Camedda gioca anche bene, Ginetto e Gigi, sì, corrono, poi corrono. No, nel senso che sono allenati, almeno ho visto che Marielli è sempre allo stadio di Pini che gira. No, allora, quindi insomma già c'è stato prima del 2001 qualcuno che aveva lanciato l'idea, però ti ripeto, poi come qualsiasi idea uno abbia, se poi non fai in modo che questo succeda, poi ci deve essere sempre qualcuno che fa succedere le cose. Posso fare la domanda? Ma i DJ fanno parte che sono artisti DJ? Guarda, c'è Ginocconi che è un artista del disco, ok, poi e non solo, poi c'è anche un artista del piatto, c'è la Banza, poi c'è Lello Fadda. Chi? Non lo so, uno si chiama così. Ma chi? Antonello Fadda, quello di carattere. Quello del Blue Star. Quello lì del Blue Star. Non solo Blue Star. Sta dietro a telecamera. Sta anche dietro le telecamere. Bisogna salutarlo perché sennò non ci mandano in onda. Sì, però la prossima volta non deve giocare, deve fare riprese. A proposito, caro Lello, vieni qua. Stringi. Ma come mai tu caro Lello, non fai niente? Giochi e bu. Non è che metti un disco, ti porti la console, usi la telecamera. Il 25, se non lo fai, ritieniti licenziato, esonerato dal ruolo. Senza contare il fatto che oltre che fare tutto questo, dovresti anche segnare qualche volta. Vabbè, è musicato. Ritorniamo a parlare di cose serie. No, invece no, è utile perché lei lo metti all'attacco, gioca all'attacco, lo metti in difesa, gioca di è il nostro... c'è chi sta peggio, Ah sì, vedi me. No, vabbè, tu l'ultima volta hai fatto 3 reti. Vabbè, che c'entra? Allora, ritorniamo un attimino a parlare di Porto Torres, questa partita che proprio pochissimi giorni fa abbiamo fatto in occasione poi di una grande giornata. Abbiamo devoluto 4.035,57 euro a questa associazione che è l'associazione Sardegna Amaci, e a questa manifestazione ha partecipato tantissimi artisti. A proposito, ti faccio vedere una cosa, perché sai, dopo le partite, non so se tu lo sai, perché sei sempre molto impegnato insomma a godere del fatto che di solito fai le reti, c'è anche uno spettacolo. È vero. Guarda, ti faccio vedere un Alessandro Catte. Mamma mia. Come mamma mia? Ti faccio vedere un Alessandro Catte acustico. Facciamoci. Alessandro Catte acustico. Ma pochi secondi, perché poi di più rompe. Narada calala bene in questo musculo che mi contagai desoriente. Nara cantar volta fisia ed esahera a padesumare maiarza. Cosa se sao che kirkada tu appena ora chi sa musica e schina. Ma fra i tanti artisti, intanto un saluto naturalmente ad Alessandro Catte, vicepresidente. Il numero telefonico non lo diamo oggi in onda come l'ultima volta, no.
Ma parliamo anche di altri personaggi, vedi, Andrea De Sole per esempio è un personaggio di spicco, io direi di peso anche nella nostra associazione. Beh, innanzitutto perché coordina le riunioni, è lui che fa in modo che non litighiamo o comunque dà la parola, insomma è perfetto, anzi io lo consiglierei anche al Consiglio regionale, uno Ecco, come che magari miglioriamo anche che qualcosa. probabilmente miglioreremo anche. E Andrea no, vabbè, nell'occasione di questa manifestazione è stato dietro le quinte, ha coordinato, però poi lui è anche Grande cantante, grande tastierista sì, e adesso è anche produttore. sì. Mentre tu eri lì che ti, come dire, come si dice? Non lo so, sgomitavo, no? No, mentre tu ti facevi la doccia, Crogiolavo sotto esatto, l'acqua. dopo le reti, Eh. ti faccio sentire il gruppo prodotto proprio da Andrea De I Sole. White Sunset. Vuoi sentire? Vai. Sono carini, vai. Don't let your heart say goodbye. Don't let the world change your life. Don't let the light vanish deep in your mind. Grazie. White Sunset sono giovanissimi, ma hanno finalmente la voglia di non fare, di non scoppiazzare, di non fare per forza le cover. Hanno proprio una loro linea, sono molto originali, sono giovanissimi, sono molto seri, studiano tantissimo. Hanno partecipato anche ad Arezzo Wave recentemente, hanno anche preso un premio importante. Io credo molto in questi ragazzi, almeno quanto Andrea. Sono originali, capaci e come dovrebbero fare guardare al futuro e non ripescare nel passato. Hanno la fortuna che usano le tastiere di Andrea De Sole. Loro produttore. Ma hanno la fortuna di avere una persona che li segue e che probabilmente dà loro qualche consiglio per evitare quegli errori che quando si inizia a fare questo lavoro tutti noi abbiamo fatto, certo. quando non è qualcuno che ti dà dei consigli. Però poi chiaramente il merito è loro che provano, che lavorano, che studiano, che hanno Non una fantasia. fanno parte della nazionale perché comunque mica giocano loro. Ma per far parte della nazionale non è necessario giocare per forza. Avete sentito, lo diciamo anche agli altri amici, tra l'altro vedi Paolo Rocca per esempio non gioca nella nazionale, anche se ho sentito che è un bravo calciatore, però in questa occasione è venuto a trovarci. Paolo Rocca. Ma penso già di amarti, amore mio, mio, mio. E tanto desidero di provare questo amore. E tanto donare un'illusione a questa vita. Come te, chi sia chi che delude in questa terra vera. Paolo Rocca, siamo molto felici che si è avvicinato per la prima volta quest'anno alla nazionale, è arrivato anche lui, insomma, ha fatto qualche chilometro e dunque siamo molto contenti che abbia voluto partecipare, insomma, a questa manifestazione. Sul palco è salito anche il grandissimo Tino Bazzoni. Un grande Tino Bazzoni. Grande Tino Bazzoni, il nostro Pirlo in campo, però. Pirlo? Sì, beh, il ruolo, lui ricopre più o meno quel ruolo, anche se i capelli sono un po' diversi, insomma. Lo vogliamo sentire? No, lui qua fa una corsicana.
Grazie per averci seguito fino a questo momento, ma attenzione, dobbiamo assolutamente lasciarci perché l'appuntamento naturalmente è alla prossima puntata, sempre di Eprodie, ma soprattutto si parlerà ancora di... Nazionale Artisti Sardi. Chi? Di Eprodie. Nazionale Artisti Sardi, alla prossima puntata.